C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. La scrittrice Margaret Mazzantini per la letteratura, l'artista ed editore Mario Peliti per la fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l'avventura del pensiero e nella sezione testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pier Francesco Di Liberto in alte PIF. Sono i vincitori del premio Hemingway 2022 promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli assessorati alla cultura, alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Pordenone Legge. Attraverso i suoi vincitori la 38esima edizione del premio dedicato ad Ernest Hemingway, in programma il 17 e 18 giugno prossimi, celebra ancora una volta il grande autore statunitense nel ricordo della visita a Lignano nell'aprile del 1954, pochi mesi prima del conferimento del premio Nobel per la letteratura. I vincitori sono stati annunciati questa mattina dal presidente di giuria Alberto Garlini. L'edizione 2022 del premio, dedicato ad Ernest Hemingway, tornerà dunque in presenza il 17 e 18 giugno con un cartellone di incontri che precederanno il talk di premiazione, momento culminante della manifestazione in programma il 18 giugno al Cinema City di Lignano Sabbiadoro.